Pazzetto vicino. Sì, sì. Dai, felice, ci siamo ritrovati dopo anni. Trasborda in tutti i sensi. In tutti, proprio in tutti, in tutti. No, Va bene. gli do un po' di carica. Sentiamo le telefonate, sentiamo la prima. Pronto? Ce l'abbiamo, chiedo la regia perché ho sentito che c'era. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Daniele, chiamo da Montagnana, in provincia di Padova. Prego Daniele. Salve. Si abbassa il televisore, Daniele, mi scusi, mi inquadrate un attimo. Una legge, diciamo, che fermo Daniele. L'Italia purtroppo è il paese delle leggi e purtroppo degli inganni. Daniele, può abbassare il televisore per favore? Ce l'ho praticamente a zero. A zero, non solo si allontani dal televisore perché rimbomba tutto. Prego, riproviamo. Va bene così? Va un po' meglio, provi, via. Perfetto. Allora dicevo, purtroppo questa legge elettorale è l'ennesima dimostrazione che l'Italia è il paese delle leggi e il paese degli inganni. Cioè è un paese dove purtroppo vige la norma prima del cittadino e non viceversa. È un paese dove ci sono 220.000 leggi contro una media europea di 6-7.000 leggi. È una cosa impressionante. Noi vogliamo uno Stato, noi veneti soprattutto, vogliamo uno Stato nuovo, moderno, dove il cittadino sia prima e al di sopra dello Stato. Quindi certo. Uno Stato indipendente, uno Stato nuovo, uno Stato moderno. Sono d'accordissimo con l'avvocato Morosin quando parla di indipendenza come unica soluzione a questa ennesima farsa dello Stato italiano. Grazie della sua testimonianza. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Con chi parliamo e da dove? Sono Luigi da Padova, buonasera agli ospiti. Buonasera Luigi, prego. La legge elettorale è una foglia di fico. E noi avevamo il Porcellum, sembra che risolviamo tutti i problemi del paese una volta fatta la legge elettorale. Ci sono leggi elettorali buone, leggi elettorali cattive, ma se le persone che abbiamo in Italia sono disoneste, possiamo fare tutte le leggi elettorali belle del mondo, ma rimane la disonestà, rimangono le ruberie e la notizia di oggi è che il debito pubblico è aumentato. Lo facciamo, guardi, lo facciamo vedere, guardi, aumenta non oggi, ogni secondo. Tra poco la regia le farà vedere il video e glielo facciamo vedere subito e lo vedrà. La domanda è, come fa un paese... Lo inquadriamo? Eccolo lì, prego. Come fa un paese dove sono diminuite le aziende, dove c'è disoccupazione, dove il PIL è diminuito e di parecchio perché siamo tornati indietro di decenni, come fa un paese ad avere un debito pubblico che continua a aumentare? Eccolo qui, lo sta vedendo? Sì, lo vedo. E lì se non si ferma quella macchina infernale, non lo so, poi vanno ad attingere sempre sulla povera gente, perché di tagli non se ne parla, perché di quelli non se ne parla, di pensioni 90.000 euro al mese eccetera, non se ne parla, delle persone che vanno a rovistare nei cassonetti e chi le conosce non se ne parla, aumentano gli stipendi a quelli che già li hanno, no? Sta bene, va bene, 100.000 lire, 80.000 lire, va bene, e gli ultimi, quelli che rovistano i cassonetti, quelli che dicono i nostri giornali che sono affamati, che non hanno di che vivere, che cosa facciamo? Li uccidiamo? Facciamo i forni crematori? Certo. Grazie alla telefonata, grazie alla telefonata, ne abbiamo un'altra, sentiamola. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, Campagnolo, io parlo da Venezia. Da Venezia, prego. No, io volevo intervenire sull'ospedale al mare, che nessuno dice che l'assessore regionale, che è della Lega, praticamente sta facendo un bellissimo lavoro, che sta potenziando un ospedale nuovo. L'ospedale al mare era un ospedale dove la gente andava a dormire di notte, e con qui chiudo. Ho capito. Perché era diventato un ricovero per notturni. A Lido attualmente di Venezia esistono 15.000 abitanti, non esistono di più, quindi non ci vuole un ospedale del genere. E ritorniamo alla legge elettorale. Scusi, io sono un elettore, voterò con preferenza chi preferisco io, non chi preferisce qualcun altro. Va bene che mi diano dei nomi, però la decisione la prendo io,
non come dice il signore del PD, che bisogna guardare che sia un bipolarismo. Me ne frego del bipolarismo. Deve andare chi ha un programma e chi a me va bene. Certo, è stato chiaro. No, il bipolarismo me ne frego. E poi perché non facciamo un sistema di elezioni come vuole la Lega, per esempio, il federalismo? Ogni regione vota il suo. Metti delle persone della regione votate dai cittadini e votano il nazionale. Il nazionale sta lì, si risparmia soldi, si risparmia tutto. Certo. A proposito del risparmio di soldi, si cominci a toccare i dirigenti dei comuni e delle regioni, delle cose che perdono la banca di soldi. Grazie della telefonata. Allora, ovviamente trovare l'accordo con tutti. No, devo andare nel terzo argomento e inizio con il professore Ermanno Craxi. Vorrei fare una domanda, professore, lei che in questa trasmissione mettono un Presidente del Consiglio giovane, indipendentemente dalla fascia politica, lasciamo stare di PD, della Lega, e qui in Italia non va bene nulla. Non si dà nemmeno il tempo a uno che lavori, bene o male, per capire se ha lavorato e se ha fatto bene o male. Può essere Renzi, può essere Bossi, può essere qualsiasi. Non sto facendo un discorso. Perché l'Italia è così? Perché l'Italia, se mettiamo, dico il professor Ermanno Craxi, Presidente del Consiglio, gli rompono subito le scatole che non va bene nulla, invece di lasciarlo lavorare 3 mesi e dopo dirgli non hai fatto bene? Perché questo? Per un problema politico? Perché? Io le faccio un'altra domanda. Perché di tutti gli eletti al Senato e alla Camera non sono riusciti a tirar fuori, e diciamo gli eletti vuol dire è il massimo dell'espressione del Paese, non sono riusciti a tirare fuori un Presidente del Consiglio? Me lo spieghi lei? Non riesco mica a capirlo io. Cioè io uso il mio cervello normalmente, perché dopo possiamo fare anche a briscola, no? Giocarci le carte, ma che senso ha? Vuol dire che la legge elettorale prima ha espresso dei personaggi che sono in buona parte degli innetti e che rappresentano delle forze politiche che non hanno la forza di governare, perché l'abbiamo visto a destra, a sinistra, che poi si mettono insieme e poi si sfasciano. Il governo Prodi si è sfasciato, il governo Berlusconi si è sfasciato, e questa è la realtà. Io non vorrei essere preso per quello che è contro uno, un qualunquista o contro l'altro. E oggi hanno cercato che cosa? Ha cercato in giro per l'Italia uno che si è inventato, guardiamo bene, si è inventato di fare il Presidente così, bravo. Grazie al Presidente. Rottamando. Attenzione, aveva pochi anni di più quello precedente del ventennio. Credo che avesse 3 mesi in meno. 3 mesi. A proposito della nuova gioventù, ragazzi, certo che arrivare a paragonare Renzi a Mussolini ma io lo vedo con gli stivaloni, lo vedo io, alla Craxi lo vedo. Io mi trovo di fronte a una situazione questa è la realtà del Paese. Ma chi l'ha condotta la realtà di questo Paese? Ma io penso che non sono i presenti, neanche i nostri telespettatori che volevano questa cosa, e che subiscono, ma ripeto, quello che non si vede è l'informazione, che non c'è. Quello che stiamo dicendo noi adesso, arrabbiandoci piuttosto che sorridendo, eccetera, buttandola lì, e credo che sia, per quanto è nelle nostre disponibilità, attenzione, l'informazione costa. Non si può inventare un'inchiesta senza tirar fuori migliaia di euro, perché sennò non si arriva da nessuna parte. Ma questa ce l'hanno chi? Mi ripeto ancora una volta, sono quelli che hanno in mano il Corriere della Sera, Repubblica, tutti i giornali che oggi troviamo in edicola, che parlano di banalità per la maggior parte dei casi, no? Oggi era in prima linea, hanno trovato sta ragazza che aveva della droga con sé, ma chi se ne frega? Sono quei numeri lì che stanno correndo, quelli importanti. Questa è una povera scema
che a un certo punto della sua vita ha fatto l'avventura o si era collusa con qualche mafioso, finita là, ma lo metto in prima pagina, lo metto in ultima pagina. Appunto. Ma non c'è decenza? Sì, questo è il nostro giornalismo. Allora Mattei diceva, non compro i giornalisti, li affitto, mi costano meno. Bravo. Certo. Poi allora Renzi, il governo, ha detto le prime cose che farà, aumenterà 80 euro in busta paga e l'ha promesso qui da maggio, scusate non vorrei sbagliare. Da 27 dopo le votazioni. E ovviamente la domanda che si pongono tutti e si fanno tutti, ma dove trova i soldi Renzi per pagare tutta questa gente? Andiamo a ascoltare cosa dice, dove li trova. Allora, ho messo 7 miliardi di spending, 6 miliardi e 4 di spazio di debito. Quanto vuol mettere? Se io le metto 1 miliardo di e basta. Metto 1. 7 più 6, 13 più 1, 14. Le ho detto che stando a 200 ci sono altri 2 miliardi, sono 16. Poi c'è questo benedetto accordo con la Svizzera. Allora, questa è l'araba felice. Fermo lì. Bastano, per chiudere, per mantenere la promessa, bastano 6,6 miliardi di euro. Il problema è i soldi, li diamo ai cittadini o no? Io sono perché i soldi vadano al ceto medio, che in questi anni ha sofferto la crisi, perché noi abbiamo pensato alle banche, ai politici. Un pezzetto, Alberti ha fatto capire dove tira fuori questi soldi, mancano questi 6 miliardi che li tirare fuori dal problema con la Svizzera, che devono rientrare i soldi insomma in Italia. Praticamente ha detto che i soldi si trovano, in parole povere, però deve far vedere alla gente che saranno utilizzati dalla gente invece che dalle banche. Mi ripeto quello che ha detto lui. Ha detto qualche castroneria, ha detto cose esatte? Al momento non si può dare una risposta perché dobbiamo aspettare questi 100 giorni si è dato. Mi ricorda un po' Napoleone Bonaparte all'Elba, ma comunque sia. Ha detto il giorno di San Matteo, 21 settembre. Io la penso come il conduttore Giorgio Borile che dice ma perché gli diamo la croce addosso già subito? Indipendentemente dall'uomo e dal partito. Perché io credo che ci sia del vero in questo. Mi danno anche un po' fastidio le critiche preconcette. Veniamo fuori da un governo Letta, stavo per dire Lenta, che movimenti non se ne sono visti. Non parliamo di Monti, che purtroppo invece se ne sono visti, ma hanno fatto una riforma strutturale in una settimana che ha creato devastazione economica, e meno male che era un economista, che erano i tecnici. Se poi andiamo più indietro, c'è il governo Berlusconi, lo dicevo prima al rappresentante del PD, che nella capitale mondiale della cultura, che è l'Italia, abbiamo avuto il super ministro dell'economia che diceva con la cultura non si mangia. Io adesso dico stiamo un po' attenti a buttare la croce addosso, non fosse altro perché spesso ultima dea, ci affidiamo all'ultima speranza, vediamo se... Alberti deve trovare questi soldi. Il parere di tutti i partiti è che difficilmente li troverà. Lui invece faceva un ragionamento molto semplice, ha detto io li trovo. Li troverà o no? Cosa ne pensate voi? Questo è il concetto. Io dico la risposta ce l'avremo a breve e al momento questo è il nostro Presidente del Consiglio e dico vediamo Vittorio cosa Casarini. Guarda, anch'io come dicevo prima il personaggio mi è simpatico e quando è giovane ha voglia di fare diamogli il tempo perché si mette in pratica quello che pensa di fare, cioè di abbassare le tasse, di creare lavoro, di fare qualche modifica strutturale. Sul reperimento io ho qualche dubbio, però come si diceva prima, diamo il tempo, perché che non succeda come altre finanziarie che si pensavano di ricavare i soldi dalla vendita del patrimonio pubblico, che poi non c'è mai stata, per cui non si è fatto niente, anzi abbiamo incrementato il debito. Speriamo che questa sua... Lui ha detto assicurato che non ci sarà nessuna patrimoniale. Ecco, no, speriamo che sia il mago... In più. che sia il mago come il mago Merlino,
ecco, che riesca appunto a attuare, anzi... Patrimoniale in più di quelle che ci sono, ovviamente. Aumenta di 5 punti. Di 5 punti? Aumenta di 5 punti la patrimoniale. Sì. Come no? 26, no? Da 21 a 26 se non vado, o da 20 a 25. Già abbiamo avuto l'aumento di 30 rendite finanziarie. Scusate, rendite finanziarie che vale la pena di precisare che non riguardano il risparmio sui titoli di Stato e sui buoni postali, che sono per antonomasia il risparmio delle famiglie. Quindi rendite finanziarie si intendono i titoli azionari, i titoli obbligazionari, che comunque sono fonte di risparmio, ma che in Germania più o meno pagano questo. 26%. Quindi non c'è niente qui di così sconvolgente e scandaloso. Non basterà questa misura, però. Alessio Morosi? Ma io farei due considerazioni, una che è stata presentata come una misura storica, così ha usato il Presidente del Consiglio, quella di 80 euro in più 85. al mese. Se noi li dividiamo, 80 euro in più al mese, se noi li dividiamo per 30 giorni, sono un cappuccino e la brioche al mattino. Se un cappuccino e la brioche al mattino, nella disponibilità dei cittadini, può mettere in moto il volano dell'economia, io ho qualche dubbio. Oggi c'è gente che rinuncia a cappuccino e la brioche, 2 euro e mezzo, fa 80 esattamente. L'altra cosa, lei aveva posto una domanda, dottor Borrielli, molto importante: dove si trovano le risorse? Io le ho portato qui un dato fresco che non è ancora stato pubblicato, che è di Union Camere Veneto, che dice: solo applicando il modello Veneto, dice, quali sarebbero i risparmi della spesa pubblica ottenibili considerando la performance della pubblica amministrativa nella regione più virtuosa. Avremmo un vantaggio di 27,8 miliardi di euro solo applicando i parametri del rapporto cittadini dipendenti pubblici. Lo Stato, che ci sono in Veneto, lo Stato risparmierebbe 27,8 miliardi. Queste sono situazioni, se lei aggiunge 27,8 ai 60 della corruzione, bisogna però licenziare 523.000 persone. Ecco, dillo ma è ovvio, non volevo, il dato andrebbe sviluppato e argomentato. Esattamente 523.000 persone in più se applichiamo i parametri, come vale per i cittadini veneti dovrebbe valere anche altrove. Poi ci aggiunga quella che è già stata detta prima, i 60 miliardi della corruzione, i 30 miliardi di sostegno all'impresa pubblica. Uno Stato che fa l'imprenditore io non lo voglio. Voglio uno Stato che faccia 4 leggi possibilmente semplici, che non faccia burocrazia, ma che non faccia l'imprenditore, perché fa concorrenza. Siamo tutti d'accordo agli altri. 30 miliardi, veda dottor Borrielli, 30 miliardi di corruzione, 30 miliardi per eccesso di dipendenti, ne abbiamo già 60. Se ci mette la corruzione, riconosciuto da tutti, che ha un valore intorno ai 60 miliardi, pari al 50% dell'intera corruzione in Europa. Quindi abbiamo un primato assoluto, siamo a 120 miliardi di euro. Non aggiungo il dato che voi avete offerto con una chiarezza esemplare all'inizio, dei 15 miliardi di sprechi siamo a 145 e non abbiamo toccato le tasse, le tasche dei cittadini. Questo è uno Stato fallito, bisogna lavorare per l'indipendenza del Veneto. Perché? Non perché andiamo contro l'Italia, per dare un esempio di virtuosità, che poi uno Stato tra i 5 e i 10 milioni, lo sappiamo, è di persone, è uno Stato per eccellenza il meglio governabile del mondo. Quindi fallisce anche Renzi, rimaniamo nel nostro. Non c'è dubbio, ma lo hanno già incartato i suoi, lo hanno già incartato, da 3 a 6 mesi gli diamo di vita. No, quello che diceva Morosi, i dati che dava, ad esempio noi abbiamo in Italia i servizi che sono in mano completamente al pubblico, con costi enormi, quando non abbiamo la libera concorrenza che l'Europa ci impone e che avremmo i servizi sicuramente con 30% in meno. Chiedo scusa, ho dimenticato un'altra tabella, sempre, chiedo scusa, una tabella interessante, che questa è in fase di edizione adesso, è della Union Camere, dottor Bellati, Venezia. Il costo della pubblica amministrazione a livello regionale: Calabria è il 62,1% del PIL, la Sicilia il 59,3% del PIL, la Sardegna, parliamo di regione a statuto speciale, il 56, la Campania il 53, le salto tutti gli altri, il Veneto il 33. Invece che tagliarla, c'è un modo per migliorarla, ho capito. Invece che tagliarla, che è un ragionamento così, bisognerebbe tagliare l'Italia. No, bisogna fare l'indipendenza del Veneto. Ma del Veneto o della Padania? Perché non ho ancora chiaro se faccia spiegherà, lei le spieghi, dopo le spiega. Perché Veneto non Padania? Questa è una provocazione. Perché qui siamo in Veneto. Diciamo che l'Adriazia a questo punto. No, non scherzi,
scherziamo non perché scherzi su queste sono cose serie. Io chiedo una domanda seria. Anche le sinistre, perché anche le sinistre lei non scherzi su queste cose. Io non scherzo, una domanda seria, perché Veneto non guadagna? Facciamo una trasmissione che io spiego. Anche per la Lombardia c'è lo stesso problema e la Lega è determinata anche per la Lombardia, quindi ho già risposto. No, scusi, lei pensi al suo partito che noi pensiamo Ci siamo al governo. Appunto, con Renzi. Qua, la tabella che ha letto l'avvocato è reale. Noi abbiamo visto che le regioni sprecone sono quelle autonome, fra l'altro, che si tengono tutti i soldi e prendono anche i nostri. Poi per quanto riguarda i finanziamenti europei bisognerebbe aprire una trasmissione relativa solo a quello. Allora dico che quando noi diciamo che è importante che ci sia, che il Veneto insomma si tenga i suoi soldi e che noi ci amministreremo molto bene senza portare il denaro nostro in giro per l'Italia, perché bisogna dire, lo diamo, guardi il decreto Salva Roma, questo è un esempio. I soldi di chi erano? Hanno detto di romani, insomma, ma lei sa che la cassa è una cassa comune, è una cassa dove vanno i soldi e le regioni a statuto autonomo sono le più sprecone. Basta pensare ai forestali che ha la regione Sicilia, ai amministratori pubblici, anche il Trentino lo sta facendo ecco bene. Il voto di scambio, lì c'è il Trentino... voto di scambio. Ma sei in Piemonte, lì c'è il voto di scambio. È fallita la giunta piemontese, ma di cosa stiamo parlando? Adesso io questo signore è anche impreparato perché me l'ha educato. Impreparato me l'ha educato. Comunque io vado avanti. Lei non mi impaurisce, lei non mi impaurisce, lei la violenza la fa a casa sua, sua moglie, sua figlia, sua sorella, io faccio quello che voglio. Lei vada con Renzi a spasso e va, no, certo, Maialino porta anche lei a spasso. Certo, è successo. Perché a Padova non hanno fatto la moschea, sa, lo sa lei, lei lo sa, no, perché lui è un impreparato, un ottimo segno di intelligenza e di civiltà. Certo, molto civile, perché la moschea uno se la paga come si pagano i cattolici le loro chiese con le offerte, e quella era una moschea comunale, siccome non sa niente. E allora torni con Maialino, certo, con Bitonci, fate un successo. Lei stia zitto per piacere, lei dice delle fregnacce, perché lei è impreparato e lei cosa crede di avere? Cosa crede di avere? Il nulla è sostanziale, il nulla estetico e il nulla anche contenutistico, cioè di cervello. Infatti il figlio di Bossi si è laureato in Albania. Ma stia zitto un momento. Allora dico che la moschea, dove siccome non sa niente, viene da Polo, non so dove venga, la moschea era comunale, è giusto. Ecco perché io ho fatto quella passeggiata che rifarei, e lo dico subito, perché Zanonato le voleva dare a un'associazione formata da 7 persone. Non è giusto, con tutte le migliaia di associazioni che chiedono posti, che chiedono luoghi per gli anziani, che chiedono per la cultura, per la pittura, insomma abbiamo più di 1000 associazioni a Padova che hanno fame di luoghi in cui ritrovarsi. Sono luoghi di espressione, di condivisione, luoghi ricreativi, culturali, insomma chi più ne ha ne metta. Allora siamo convinti che la moschea tutti se la devono pagare, se la stanno costruendo. Stiamo parlando della moschea, ma siccome lui parla a vanvera, poveretto, parla a spot e ha la testa piccola così, allora è giusto che gli spieghi, siccome ha dimostrato di non sapere, è giusto che conosca. Allora io ho finito. Queste persone stanno facendo, fra l'altro sono anche mangiati i soldi, si sono divisi, questo gruppo si è diviso in 2 associazioni ancora, noi non volevamo una moschea comunale, tutto qua, ognuno con i suoi soldi può farsi quello che vuole, sia chiaro, ognuno è padrone a casa sua e anche loro di farsi la loro moschea, ma non con i soldi miei, ha capito? Con i suoi sì, lei vada lì, faccia una donazione, la può fare, certificata. La gente all'interno del PD. Allora se la gente è del PD e questa, è logico che Renzi non può essere che il prodotto di questa gente. Adesso torno a bomba, torno al sistema, vede, lo faccia tacere, lo butti fuori per piacere. Ecco, la democrazia della Lega. Allora io parlo delle cose pelose, parlo di Penati. Se lei vuole fare questa trasmissione, se vuole lei, ancora, no, è veramente, scusi, io non voglio la pubblicità, voglio finire, perché nessuno mi fa paura, sia chiaro questo, perché quando uno dice le cose come stanno non deve avere paura della verità, male non fare, paura non avere, questo è un motto che io seguo perché l'ho imparato dalla mia famiglia e lo seguo anche nella politica, sia chiaro. Dico che Renzi ha promesso i Marimonti, non dimentichiamo che c'è una fascia povera, la fascia di quelli che hanno 500 euro al mese, che hanno meno di 1000 euro al mese, che sono stati tagliati fuori i pensionati. Allora, logicamente la Lega, in modo particolare il nostro segretario Salvini, ha detto
Io non posso dire che Renzi abbia fatto male a dare qualcosa, ci mancherebbe altro. Quando uno aiuta non si può andare contro a prescindere come fa, come fa diciamo, l'esponente del PD che parla contro a prescindere. Noi siamo realisti e legalisti nelle cose e non opportunisti. Però è logico che c'è da abolire la riforma Fornero. Questa è stata la grande sfida, sarà la sfida della Lega e noi faremo un referendum per questo, perché gli esodati non se li mica presi sulle spalle gli esodati, e allora è giusto che Renzi faccia le cose seriamente. Finita la trasmissione, mi spieghi perché collezionate diamanti? Non l'ho capito. Io non ne ho neanche uno, se lei me ne vuole regalare 7-8, guardi, io li do in beneficenza, perché non me ne faccio niente. Sul fatto dei pensionati all'interno del PD proprio diciamo gli esponenti che hanno una volta... si è messo anche lei adesso? Mazzetto, mi lascia finire. Allora, all'interno del partito ovviamente Renzi non ha molti ammiratori, parlo ai vertici, e Fassina e qualcun altro ha detto ma il problema viene che i soldi verranno presi e verranno intaccati dai pensionati. Sentite cosa risponde Renzi in merito, se possiamo mandare la clip. Chi sostiene che i pensionati pagheranno la manovra sbaglia. Se mi si dice ma i pensionati i soldi li metti in tasca, non per il momento, no. Quindi devo essere chiaro, i pensionati pagano di più? No. I pensionati incassano di più? Neanche. Tutti a casa di riposo, alla casa di riposo, perché chi ha 500 euro in casa di riposo, ha detto che i pensionati non vengono né tolti né messi, lasciati nella miseria, quelli di cassonetti, dopo 20 anni di politici che non dicevano le cose come stanno, finalmente uno che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Mariella, diamo notizie. Finalmente dopo 20 anni, guardi un po'. Ha detto che quelli che nella legge già precedente che ha fatto Letta, che superano dei 90.000 euro lordi pensionati, verranno detratti ovviamente dei soldi e verrà chiesto un sacrificio e quindi rimarrà tale e quale. Ai pensionati non verrà toccato nel dare, nell'avere nulla. Era per capire e per spiegare questo ragionamento, visto che era ai pensionati. E poi, professore, il ragionamento che facciamo tutte le volte nella scuola. La scuola ha detto tante cose, Renzi, però nella scuola ha fatto un ragionamento importante, che adesso ha stanziato 3 miliardi e mezzo perché vengono messe un attimino decenti, ovviamente togliendo il patto di stabilità, perché ha detto che lui toglierà anche il patto di stabilità ai comuni, quindi i comuni avranno più possibilità economica per sistemare le scuole, e a differenza di certe scuole del meridione che hanno meno possibilità all'interno del patto di stabilità, lui ha messo a disposizione 3 miliardi e mezzo come governo per dare una mano. Sentiamo cosa dice in merito alle scuole Renzi. E che non si possono spendere perché c'è lo stupido, il patto di stupidità. Sbloccaci il patto, poi ce le facciamo da sole le scuole. Quando sono andato a Siracusa erano meno i comuni pronti a intervenire direttamente, quindi dipende anche da pezzi d'Italia diversi, però soldi disponibili sono 3 miliardi e mezzo. A me piacerebbe che in ogni comune ci potesse essere l'intervento anche di una singola scuola. Cioè io ho detto a tutti i sindaci, scegliete un edificio, può essere l'asilo nido a tinteggiare, l'intervento su cui fare un rammendo specifico, magari la buttare giù e rifare tutta la scuola. Dipende dai singoli edifici. Ai miei amici del Comune di Firenze ho detto, secondo me dobbiamo prendere la Dino Compagni, sono 12 milioni di euro da buttare giù e da rifare. Bene, in questo scenario l'unità di missione è una sorta di task force, di gruppo di lavoro di 007 con licenza di edificare, e oggi ho pranzato con Renzo Piano, che era a Roma. Oggi Renzo Piano mi spiegava, anche un po' di verde può far bello, e le scuole nuove dovrebbero crescere intorno a un cortile che abbia un albero nel mezzo. Cioè, delle immagini in cui non si fa le scuole come viene. Le scuole, chi se ne frega, un po' di soldi, li facciamo lavorare, poi le scuole sono il nostro futuro, ma le scuole restano. Allora, fare delle scuole che siano antisismiche, che siano belle, che siano scuole dove restituiamo decoro sociale alla figura dell'insegnante, ste robe qui si possono fare. È chiaro che il primo problema non è quanto ci mettiamo a costruirle, ma quanto ci mettiamo a sbloccare la parte burocratica. Sa quanto ci vuole per fare una gara in media per un comune? Perché poi noi a Palazzo Chigi siamo tutti sindaci, ex sindaci, cioè Del Rio, cioè, tutta gente che viene da questa esperienza qua dell'amministrazione quotidiana, quindi un po'
abbiamo mangiato pane e appalti pubblici per 10 anni. Allora, prima regola, tu inizi a dire che fai un progetto e il comune piccolo non ha i soldi per fare un progetto esecutivo. Al comune che non ce la fa, abbiamo una task force di architetti e ingegneri che dà una mano? Sì. Qui ci mettiamo gli architetti e gli ingegneri, con un criterio di bellezza, non soltanto etico ma anche estetico, per quanto possibile. 2. Poi tutta la procedura. Noi abbiamo delle procedure per cui alla fine ti ci vuole 8 mesi se ti va bene, se non hai ricorsi. Poi ti arriva il certificato del DURC, l'incredibile DURC l'ho sempre chiamato io, documento unico di regolarità contributiva, tutta la parte dei certificati. Non mi voglio addormentare. Fatto sta che quando non c'è un sovrintendente che si mette di traverso, quando non c'è un ricorso, perché poi le aziende fanno anche un po', in alcuni casi fanno anche le furbe. La tua azienda ha vinto, ecco l'appalto. La tua azienda non ha vinto, non è come la pubblicità, ma la tua azienda non ha vinto, ricorso. Ecco, Vittorio Cassi, voglio fare una domanda, poi la faccio a tutti. Allora, se questo uomo indipendente... Io non l'avevo visto, ma è un po' burlone però. Vi faccio una domanda, visto il guascone, visto il burlone. Faccio una domanda semplice, un cittadino si senza odio, se questo riduce, non siamo mica come il PD. Aspetti Mariella, poi la faccio lei. Se questo riduce di 4 Mariella, per cortesia, se questo riduce di 400 parlamentari il Parlamento, quindi Senato, scusa, no, in tutto toglie 400, toglie 400 parlamentari. Se dà gli 80 euro al mese a chi ha meno di 1500 euro, se sistema le scuole, se aveva detto un'altra cosa che adesso queste cose le mantiene, perché non va bene? Non riesco a capire questo concetto, perché è del PD oppure poteva essere della Lega, oppure, per quale motivo è un burlone, non va bene? Giorgio, io ti dico, mi è anche simpatico, sì, è che ha il modo di esprimersi che è un po' burlone, perché gli altri non hanno fatto nulla. Ma io ti ripeto, spero che faccia qualcosa, ma per il bene dell'Italia diamogli il tempo, come si diceva prima, no? Diamogli il tempo, se riesce nell'arco di questo, fino a fine anno, di fare una parte di quello che ha detto, dobbiamo ringraziarlo, perché sinceramente ci tira fuori da un pasticcio. Ma perché non lo lasciano fare ed è un burlone, non va bene? Perché? Ma guarda, Giorgio, chi lo criticano anche all'interno del suo partito. Chi le sta creando dei problemi non è certo Forza Italia, anzi lo stiamo salvando e lo salveremo e le daremo una mano in più di un'occasione per portare a termine la legge elettorale o qualche altra riforma interessante. Il problema c'era in casa. Era la legge elettorale che mi mancava prima del concetto. Gli altri hanno parlato anni e anni, questo in 2 mesi sembrerebbe, dico sembrerebbe. Aspetta. Giusto o sbagliata che essa sia, non dico di no. Cioè, mi domando perché c'è questo preconcetto, ripeto, al di sopra delle parti politiche. Io ho una risposta, se vuole, dottor Borilli, perché non siamo abituati. Non siamo abituati a dei politici che fanno ciò che dicono e dicono ciò che fanno in modo trasparente. Non siamo abituati. E io mi ricordo Berlusconi nel 90, non mi ricordo il 2000, è andato proprio da Vespa, ha firmato un contratto, milioni di posti di lavoro non si sono visti, la Reggio Calabria non è stata fatta, Reggio Salerno, e il ponte sullo stretto di Messina è rimasto là nel salotto di Vespa, e questo non siamo abituati, quindi c'è qualcuno che ci provoca, ci stimola come italiani. No, Berlusconi aveva detto di fare, poi non l'ha fatto. Appunto, no, dico, sì, l'ha detto appunto, ma da quanti mesi è che è al governo, dottor Renzi? No, ma io non discuto. La mia risposta è perché non siamo abituati, è uno shock culturale. La ridomanda all'inizio ma che è positivo, mi ha riposto lei. Non può magari far tutto bene fra 3 mesi queste cose per il bene dell'Italia? I miracoli? 3 anni fa abbiamo fatto una trasmissione che si intitolava Ricominciamo dai sindaci. È verissimo. No? Perché i sindaci sono abituati ad affrontare realisticamente, sindaci, amministratori locali, quindi regioni, quindi province, eccetera, devono affrontare ogni giorno le cose perché o le fanno o non le fanno, e se non le fanno o le fanno male vengono immediatamente presi di mira, e quindi non è che possono nascondersi. Invece nel mare magnum di Roma uno casca dentro, è una sabbia mobile e rimane là. Qualsiasi cosa succeda non c'è possibilità di controllo. Adesso abbiamo
inaugurato noi questa cosa, tant'è che avevo detto ai sindaci: vi metto a disposizione una serata per fare solo per i sindaci, discutete su quelli che sono i problemi. Una serata alla settimana? A settimana, sì, alla settimana. Bella idea. Però non ho avuto, nonostante poi l'abbiamo riproposto in trasmissioni successive, non abbiamo avuto adesione. Abbiamo chiamato le varie associazioni, i vari sindaci, gruppi, eccetera, ma non hanno dato risposte. Evidentemente credo che la televisione spaventi a volte e quindi non hanno consuetudine, ma la cosa la riproponiamo, no? Perché credo che misurarsi sulle cose concrete, soprattutto un sindaco in televisione che dice le cose e poi le fa, diventa una forma di educazione civica. Cioè la gente impara, il giovane cresce così come facciamo gioventù politica, no? E facciamo gioventù politica perché i giovani si confrontino, ma non per discutere. Obblighiamo ogni volta a portare argomentazioni valide, poi qualcuno scivola anche nella polemica, vabbè, ma fa parte della vita. Ma quello che è importante è che ogni volta, e vediamo che questi giovani continuano a crescere perché sempre di più si appassionano e sempre di più hanno la possibilità di esprimersi, perché l'emarginazione del giovane nasce anche da questo, l'impossibilità di lasciare uno spazio. Il giovane oggi è condizionato, viene messo in parcheggio nell'istituto scolastico di cui parlava lui prima e se ne esce fuori come disoccupato alla fine del corso scolastico, quindi all'università, no? Poi gli fanno fare anche la specialistica e quindi gli fanno anche la magistrale e poi gli fanno anche fare il master, no? Quindi a 30 anni non sa che cosa deve fare. Poi cosa succede? Che in Italia non trova lavoro, come mio nipote, va a Londra, no? In una multinazionale, ingegnere idraulico, che qui a Padova non riusciva, ha fatto un percorso e dopodiché ha detto meglio che me ne vado, che Padova non ha problemi idraulici, no? 4.000 chilometri di canale. Non ha problemi idraulici. 4.000 chilometri. Un canale mai finito, è andato a Londra in una crisi successiva di questa società che fattura miliardi di sterline. Sono stati licenziati i suoi colleghi, lui è rimasto lì perché è bravissimo. Non perché è mio nipote, ma perché mediamente la cultura e la preparazione dei giovani è altissima in Italia. Esce dall'Università di Padova. Beh, anche perché è suo nipote, possiamo dirlo, perché c'è anche un ramo familiare che investe sulla cultura e sulla conoscenza. Ma guardi che, mi scusi, io insegno all'università, ma abbiamo dei ragazzi che sono eccezionali. Io ho visto una ragazzina che è intervenuta all'anno accademico, no? Ha letto 10 pagine e aveva di fronte il ministro, no? Ah sì, quella sera c'ero anch'io. Sì, c'ero anch'io, sì, certo, bravissima. È stato di una lucidità, ma senza nessuna violenza. Ha aperto una finestra e abbiamo capito tutto. E prima aveva parlato il rettore, per carità, con tutte le cose, eccetera. Dopo di lui ha parlato un sacco di gente, ma lei di una lucidità. E sono preparati i giovani. È che non gli diamo le chiavi di casa e soprattutto una cosa, non il lavoro a tempo indeterminato, le opportunità. Se ai giovani diamo l'opportunità, questi crescono perché non cercano altro. Telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera o buonanotte, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Paolo, da Padova. Prego Paolo. Guardi, io ho sentito varie vostre cose che fate dentro nel piccolo vostro e ho seguito quello della signora, che mi sembra una cosa delle pensioni, di queste cose. Noi siamo diventati piccoli e niente. Perché un pensionato invalido prende 270 euro al mese e non ha nulla, paga un affitto di 400 euro, come fa a condividere tutte queste cose? Le voglio chiedere alla signora come si può fare, perché noi personalmente
più o meno sappiamo tutti, gli affitti vanno da tra i 70 e tra i 40 a 400 euro. Io mi trovo in mezzo a una situazione ambigua, prendo 270 quanti anni euro hai, scusi, quanti anni di ha invalidità. Quanti anni è lei? Quanti anni ha? Se me lo può dire. 56. 270 euro. Mariella vuole rispondere? Io non sono al governo, dico che la Regione Veneto mi pare che stia facendo qualcosa anche per voi, che abbia fatto delle soluzioni, tra l'altro. Certo che a queste ringrazio persone... il nostro telespettatore. Se la ringrazio, se a queste persone Renzi non ha pensato. Cioè vede, perché pensa che questi non possono spendere i soldi, mettere nel famoso circuito, perché con quegli 80 euro dovrebbero tutti quanti comprare chissà che cosa, compreranno un carrello della spesa, forse, un carrello, forse, ecco. E allora vede, questo c'è anche un aspetto di ingiustizia sociale molto forte, perché se fosse un uomo di sinistra, e non è di sinistra, perché è di destra, ricordiamolo, una destra proprio becera. Posso interrompere? No, mi lasci finire. Avrebbe dovuto cominciare, io non sono governo, avrebbe dovuto cominciare ad aiutare queste persone. Aspetti un attimo, ma lui pensa che questi non vadano a votare, non per niente, non mi lasci dire, le dai il 27 dopo le votazioni europee del 25 e le varie comunali. Allora dico, tutti quelli, io parlavo di 500 euro, quelli che vanno così, che vanno a rubare i supermercati, allora è soltanto una cosa sua personale, una lobby di voto e basta. Mariella, non ha nessuna intenzione di aiutare gli italiani, per me, l'ho detto prima. Mi continua a rispondere, ma l'ho detto prima. Questi 260 euro di questo signore, chi ha deciso di dargli e da quanti anni li prende? E questo bisogna che lei glielo chieda. Non è che li ha dati non so Renzi, se lui gli ha dati Renzi, sia detto, un uomo che scusi un momento, questa è una persona che può darsi che lavorasse, che sia un invalido, non so il grado di invalidità, non lo so, perché mi pare che per 270 euro non sia un'invalidità al 100%, non è un'invalidità perché sarebbe di 500 euro, se non vado errata, ma può darsi anche che mi sbagli, però voglio dire, insomma, gli avrà dati una commissione medica che avrà stabilito che questa persona ha un'invalidità, non so se è invalidità di lavoro, una invalidità dalla nascita, un'invalidità permanente, queste cose il signore non le ha dette, è giusto anche, c'è un minimo di privacy. Però dico, Renzi non ha pensato, come dicevo prima, indipendentemente, ringrazio questo signore che ha telefonato, a dare qualcosa di più a coloro che hanno 500 euro al mese di pensione. Perché? Perché pensa che intanto che quegli 80 euro, 85 non vadano nel circuito della spesa, cioè non vanno nell'indotto per creare ricchezza, ma si rende conto che 80 euro al mese che ricchezza può creare? Ecco, che cosa uno compra con 80 euro, non so, vedere, ci vogliono asili nido gratuiti, quello doveva fare cose valide per le persone e le donne che lavorano, io la vedo così, e per i pensionati, dove vanno alla casa di riposo, poi logicamente, scusi, hanno l'accreditamento in regione e questi qua vengono parcheggiati a 60 anni, ha capito? A 55 anni uno si trova in piene facoltà mentali a vivere in una casa di riposo. Quanto è come no? Con l'accento sulla e dopo non votano e poi non votano, fanno anche bene. Rapido, perché volevo far vedere quanto è amato Renzi in Italia. Se mettiamo la tabella, allora guardate, dal 25 febbraio che era a 48, al 4 marzo è andato a 55, all'11 marzo l'altro giorno a 56, è in continuo aumento la fiducia del Premier Matteo Renzi in Italia. Per flash, adesso succede che un po' come a Milano quando ci sono state le comunali, a un certo punto la Moratti doveva rivincere, no? E allora si dava la colpa a Pisapia, è tutta colpa di... ho rotto qualcosa, il cellulare, tutta colpa di Pisapia. Adesso rifacciamo lo stesso meccanismo, è tutto a colpa di Renzi, i 400 euro di pensione che nessuno ha dato colpa a Renzi. È colpa di Renzi, l'alluvione e non ci sono fondi, non c'è una progettualità nel Veneto, è colpa di Renzi, la Reggio Calabria è colpa di Renzi. Allora io dico 1.000 euro all'anno per un dipendente che prende 1.500 euro, io proprio stamattina ho chiesto a una persona che è esattamente in questa casella e mi ha detto comunque 1.000 euro all'anno è una quattordicesima, anzi no, una quattordicesima più, non è proprio da buttare.
3 miliardi e mezzo in edilizia scolastica non è una cosa da poco, finora non si è vista. Ma chi è che dice di no? E tutto questo pacchetto chiamato Jobs Act è all'interno della riforma del sistema politico. Renzi ha detto una cosa che mi ha anche colpito: se non riesco a portare a compimento la chiusura del Senato per come è stato concepito, chiudo non la mia esperienza di governo, ma la mia esperienza politica. Uno che ha detto così, cioè, sulla scuola è dal 1970 che non si quasi uguale. Credo sia l'ultima telefonata della serata, se l'abbiamo in linea, se la regia mi dà l'ok. Ok, sentiamo. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera dottor Bodile, sono Antonio da Roma. Da Roma, sono contento, era tanto non ci chiamava Antonio. Quindi anche a Roma. Era da tanto non ci chiamava Antonio, vabbè. Sì, non ho chiamato perché mi sono autopunito. Perché? Perché una volta, diciamo, che non ho mantenuto con Elisabetta, sono stato scorretto, dovevo discutere di una cosa, però poi ne sono andato su un'altra, e allora ho detto che mi sono autocensurato. Allora, ricordiamo per i telespettatori che l'Elisabetta è quella in regia con Lucia e Claudio che riceve le telefonate, e prima di farli intervenire al telefono, così raccontiamo come funziona, l'Elisabetta chiede le domande che volete fare e poi vi richiamiamo noi, tutto questo per avere un ambito di correttezza e di avere anche il responsabile nome e cognome, Vittorio, così uno lo chiama a caso. Prego Antonio, però potete chiamarlo lo stesso, lo perdonavamo e non è mica un problema. Che tempo fa a Roma? Glielo chiedo sempre. Sì, per ora è bel tempo. Bel tempo, bene. Quindi le buche per ora non è un problema. Perfetto. Prego. Allora, entro subito nella fossa dei leoni. Innanzitutto sono perfettamente d'accordo. Tutti i decreti salva, a cominciare Roma, o si chiamino Napoli, o si chiamano Venezia, eccetera, eccetera, sono d'accordissimo. Sono una sconfitta e sono assolutamente un'ingiustizia. E questo lo dico chiaramente, così levo diciamo ogni ombra di discussione. Però volevo dire due cose. Allora, cerco di essere brevissimo. Una, sono ancora, diciamo, il professor Carsten ha ripetuto un concetto che viene ripetuto, che da voi espresso più volte in trasmissione. Occorrerebbe, dico il condizionale perché credo che non si farebbe mai, aprire in questo paese una fase costituente, cioè ovvero una discussione aperta a 360 gradi. A questo punto io dico sempre o costituente, c'è una nuova Costituzione, o se si vuole ricostituente, perché dal mio punto di vista questa Costituzione non è stata mai attuata. Sul discorso di Renzi, si dovrebbe fare a 360 gradi. Sul discorso di Renzi, la sua credibilità è questa, anzi, guardi, signora Mazzetta, anche se vuole, anche se si è d'accordo, anche facendo le 3 macroregioni, cioè se si raggiunge un accordo, ripeto, una discussione libera a 360 gradi, come ha ricordato il professore, quando nella Costituzione, nella Costituente del 48 c'erano monarchici, c'erano repubblicani, c'erano liberali, c'erano comunisti, c'era di tutte, c'erano anche rappresentanti fascisti, seppur in minoranza, si figuri, quindi proprio apertissima, quindi non senza nessun tipo di pregiudizio. Per quanto riguarda Renzi, la signora Mazzetta, sono d'accordo sul punto, non lo dice ma espressamente ha piena ragione. La sua credibilità, dobbiamo dirlo, si misurerà nella sua capacità, e in questa trasmissione è stato ripetuto più volte, nella sua capacità di dialogare con l'Europa, perché noi abbiamo perso la nostra sovranità, le nostre finanziarie devono essere approvate dalla Commissione, dobbiamo rispettare i bilanci di pareggio, abbiamo accettato di ridurre il nostro debito pubblico dal prossimo anno con manovre da 50 miliardi, tutte le cose che coloro che sono in studio lo sanno. Addirittura, e concludo, il signor Renzi l'hanno pure criticato perché pur noi avendo il 2,5% di deficit e dicendo lui che comunque eravamo sotto il 3%, ha detto che eravamo 6 miliardi, gli hanno detto che neanche questo è possibile, perché loro vogliono che siamo al 2,5%, malgrado ci sia il 3% di deficit. Allora il signor Renzi si misurerà con la credibilità nei confronti dell'Europa, se no questo significa che siamo a maggio, un bellissimo spot elettorale, dopodiché le europee
Partito Socialista Europeo e il Partito Popolare Europeo ritorneranno a votare insieme come prima. Antonio, aspetta prima di salutarci. Siccome lei chiama da Roma, che non è qui vicino, ci fa piacere, le do 2 o 3 possibilità, 2 gliele do. Uno, che quando passa per Padova che venga a trovarci nei nostri studi, che ci farebbe molto puoi invitare piacere. anche me, sai? Aspetti, invito che la Grazie. La seconda, se non mi interessa. Se non si può, io mi chiamo Antonio e sono un devoto del santo, sono un cattolico. Allora l'accompagno io, faccio la guida del santo. Ma sento, mi faccia fare un po', se no non ne veniamo più. Faccio io la guida. Ho capito che lei poi vede il mio editorio, prendo le parole, lei prende faccio la parola, apposta. insomma. Allora, o viene a trovarci oppure faremo un collegamento Skype da Roma, va bene? E soprattutto ci faccia pubblicità nel Lazio, va bene Antonio? Grazie dottore, grazie a lei. Allora vediamo, grazie Antonio da Roma. Le intenzioni di voto, se si andasse a votare domani, poi chiudiamo, darò la parola a Morosini che vuole dire un attimo. Se si votasse oggi, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto? Guardate perché ci sono davvero delle novità in settimana. Questo è quello di ieri, praticamente il sondaggio fatto di ieri della SVG. Il Partito Democratico prenderebbe il 32,9 rispetto alla settimana scorsa, aumentato di 2,6 punti. Sinistra Ecologia, come? Tanto? 2,6 punti. Prendete col beneficio inventario, però è un'azienda seria questa. Sinistra Ecologia e Libertà 3,2 ha perso il 0,7, altri del partito del centro-sinistra l'1,4 più o meno invariato, totale del centro-sinistra, ricordatevi questo dato, 37,5 aumentato di 2 punti rispetto alla settimana scorsa. Andiamo a vedere gli altri. Forza Italia 23, aumentato del Forza Italia di 1,4 punti mi sembra, non vorrei sbagliare, no, centrodestra è aumentato addirittura di 1,2 punti, Lega Nord ha perso il 0,3%, Fratelli d'Italia è aumentato del 0,5%, l'Unione di Centro è rimasta più o meno invariata, la destra ha perso, altro partito centrodestra 0,6 per un totale di 37,6. Guardate che parità, 37,5 centro-sinistra, 37,6 centrodestra, ma la vera novità di questa settimana è questa, il Movimento 5 Stelle che ha perso moltissimo, guardate, è una cosa incredibile, era sempre stato dato in aumento, invece questa settimana ha perso quasi 3 punti, 3 punti e 1 insomma, e rispetto alla settimana scorsa, incredibile, ha perso davvero molti punti e tutti i sondaggisti danno la perdita del Movimento 5 Stelle con numeri importanti. Questa settimana ha perso, Scelta Civica con Monti l'1,5, ha perso ormai il 0,8%, Rifondazione ha guadagnato un 0,1%, Italia dei Valori più o meno come la settimana scorsa, gli altri partiti ha perso il 0,7%, ma guardate gli astenuti e gli decisi che prima parlavate in televisione, sono il 40,2% e la battaglia politica dovrà essere su quei numeri per poter vincere, presumo. Questo è quanto è se si andasse a votare oggi, ovviamente col beneficio di inventario. Devo chiudere, Morosini, qualcosa? Solo una battuta che abbiamo parlato, l'ultimo telespettatore ha parlato di fase costituente, vorrei ricordare, e ne parlava anche prima Cesarin, di uno Stato federale, sono espressioni che dobbiamo abbandonare, quantomeno con riguardo all'Italia, semmai potremo farlo con riguardo all'Europa. 2 ragioni. Abbiamo avuto una commissione bicamerale per le riforme costituzionali, cominciata con Bozzi, quello con la Z, non con la S. L'ultima è stata quella di D'Alema. Tutte e 3 sono fallite. L'Italia non è riformabile. Lo diceva già Cossiga, in una frase proprio spremuta al massimo, che uno Stato costituito non potrà mai diventare uno Stato costituente. Quindi basta inganni agli italiani e soprattutto ai veneti. Domenica 23 marzo a Padova ci sarà una grande manifestazione pacifica e democratica di indipendenza veneta per sostenere un atto di democrazia e di libertà, ovvero far votare in Consiglio regionale la legge che giace da un anno, che noi di Indipendenza Veneta abbiamo presentato, perché i veneti decidano se finalmente liberarsi o meno dalla libertà. Il 22 ci sarà Matteo Salvini all'Hotel Plaza di Limena e quindi il giorno prima noi, il giorno dopo voi, prima il giorno prima noi, voi il giorno dopo, e poi ci incontreremo e poi ci incontreremo. A me non interessa Berlusconi non è roba tua. Ecco, io guardo il mio leader che è l'uomo per l'indipendenza del Veneto, un lombardo che è per l'indipendenza del Veneto. Mariella Mazzetto, se voi ci mandate i comunicati, il nostro editore libero vi darà tutti quanti. Come lui ha dato una domanda curiosa la faccio a Vittorio Cesarin, che è un saggio, un politico che si è fatto amare a Padova. E sa già la domanda, vero Vittorio? Cosa si fa su Padova? Chi sarà il sindaco di Padova secondo No, per carità di Dio. Chi sarà secondo Vittorio? Chi sarà? Sarà i candidati. Guarda, io ho l'impressione che, visti i tempi, si andrà a convergere verso uno dei 2 candidati del centrodestra che si sono presentati,
o Bitonci o Saia. E Forza Italia che appoggerà? Forza Italia probabilmente negli equilibri dell'Alta Italia probabilmente rinunciano alla candidatura diretta. E chi appoggerà? E questo non lo so. Deve corteggiarlo? Io non so niente, io lo corteggio indipendentemente perché è un amico da anni, cosa vuole? Grazie a lo corteggio da sempre. Grazie a Mariella Mazzetto, grazie a Vittorio Casarin, grazie a Massimo Alberti, grazie a Fabian Pavel Fonovic sulla prima e grazie a professor Mauro Casa, è stata una bella puntata, speriamo di essere stato anche di un'utilità per i nostri telespettatori. Speriamo di sì. Vi ricordo l'appuntamento del giovedì, abbiamo Gioventù Politica, l'unica televisione che fa la trasmissione con i giovani, dunque guardatela a giovedì sera alle ore 21 e tutti i giorni la programmazione del gruppo TV7 vi dà una grande informazione, dalle 19:15 alle 20:15 tutti i giorni potete intervenire per parlare con Emiliano Schicaglia delle problematiche quotidiane. Vi aspettiamo in tanti, buonanotte.